Care Aquile, ben ritrovate a questa nuova puntata di Aquile Libere, la trasmissione del movimento Aquile dal Friul, l'unico movimento politico friulano in Friuli Venezia Giulia. Come molti di voi ben sapranno, il 3 di aprile è una data molto importante per il Friuli. Difatti, il 3 aprile del 1077 d.C. nasceva ufficialmente lo Stato patriarcale del Friuli. Ogni anno, ai giorni nostri, questa importante data viene ricordata appunto nei pressi dei primi di aprile con delle manifestazioni che sono cicliche, ovvero vengono svolte, vengono festeggiate queste manifestazioni ciclicamente nelle province di Gorizia, Pordenone e Udine. L'anno scorso eravamo tutti quanti a Valvasone, nella ex provincia di Pordenone. Quest'anno, il 7 di aprile, si è festeggiato il Friuli a Gorizia, una bellissima manifestazione grazie al contributo del Comune di Gorizia e dell'Arlef, contributo fondamentale dell'Arlef, che è l'azienda regionale per la lingua friulana. Noi di Aquile Libere, come truppe, e di Aquile dal Friuli come movimento, c'eravamo massicciamente presenti e direi anche per fortuna. Abbiamo anche girato un bel servizio, abbiamo fatto vedere uno special lo scorso 9 di aprile e diciamo che se non fosse stato per noi purtroppo questa manifestazione sarebbe un po' passata in sordina, in quanto purtroppo c'è da dire che molti giornali, se non quasi tutti, regionali, ovvero la carta stampata, non ne ha menzionata questa festa, non ne ha parlato. Il presidente Federica non è pervenuto a questa manifestazione. Abbiamo comunque incontrato numerosi sindaci, tra cui in primis il sindaco Ziberna, il sindaco di Gorizia, nonché il sindaco Fontanini, sindaco di Udine, ed altri appunto sindaci di paesi più piccoli e alcuni assessori appunto regionali e consiglieri regionali. Si spera naturalmente che di anno in anno questa manifestazione cresca sia come numero di partecipanti, di persone che assistono a questa festa, ma anche di politici, perché evidentemente il Friuli ha bisogno di una festa in pompa magna per celebrarne la sua storia, la sua identità, in merito ai 942 anni di storia per quest'anno che appunto ha il Friuli. Quindi penso che meriti molta più importanza e ci auguriamo che il prossimo anno a Udine, perché appunto il prossimo anno toccherà alla città di Udine organizzare questa festa, ci siano presenti molti più politici locali, amministratori regionali, perché appunto il Friuli questo si merita. Buona salute a tutti. Credo che ormai sia talmente entrata nel pensiero comune una parola che ormai la conoscono anche i bambini. Si tratta di glifosato. Glifosato è il nome di un principio attivo con cui viene fatto un diserbo ormai di utilizzo generale in tutto il mondo e che sta cominciando, a creare problemi attraverso, l'inquinamento delle acque. Come tutti i diserbanti, le loro molecole, i loro metaboliti naturalmente viaggiano, si scindono, viaggiano e creano i problemi che conosciamo. Acque, a norma di legge perché vengono decuplicati i valori di inquinamento e naturalmente problemi sanitari che poi si delegano al Crodiaviano a risolvere se vengono risolti. È chiaro che un'agricoltura del genere non può andare avanti così. È anche chiaro che la rivoluzione agricola che c'è stata dagli anni 60 in poi
ha richiesto un uso massiccio della chimica che d'altra parte ha dato un notevole aiuto all'agricoltore. Era possibile fare in maniera diversa? Beh, sicuramente sì, anche perché il primo diserbante usato in grande quantità è stata l'atrazina. L'atrazina è stata brevettata dalla Bayer, ci mancherebbe che non fosse stata tedesca, è stata brevettata dalla Bayer nel 1958. Subito dopo, praticamente già nei primi anni 60, ecco, ha cominciato un uso diffusissimo, per cui con poche migliaia di lire praticamente si teneva pulito un campo di mais come un pavimento di casa, non nasceva niente. E questo ha fatto vedere, diciamo, il miracolo della chimica. I problemi poi 30 anni dopo sono emersi, lo sappiamo anche per un po' di memoria, nella falda, ci siamo trovati con l'atrazina nelle acque. La politica ha risolto il problema decuplicando il valore, alzando di 10 volte il valore dei residui nelle acque potabili. Attualmente ce la beviamo ancora e sta arrivando questo famoso glifosato. È possibile uscirne? Certamente, e in maniera molto positiva, perché comunque chi ha rifiutato, diciamo, questa logica del diserbo chimico ha trovato soluzioni interessantissime, molto semplici, ve le faremo vedere più avanti attraverso dei filmati che le faremo anche sul campo, e queste soluzioni, diciamo, sono molto interessanti perché hanno un costo bassissimo e soprattutto hanno la grande capacità di togliere un inquinante dalla terra e dare la possibilità alla terra di rigenerarsi. Cosa succede contemporaneamente? Oggi, a forza di diserbi, le infestanti sono sempre più forti, sono sempre più diciamo, incontrollabili. Succede il contrario quando tu cominci a regredire, a tenere pulito il terreno. In pratica, l'infestante, se noi guardiamo il problema dall'altra parte, potremmo chiamarla terapeutica, perché come una medicina, più stai male, più la medicina è amara e deve colpire duro. L'infestante ha lo stesso compito in natura. Più un terreno si degrada e sta morendo, più l'infestante diventa una pianta pioniera che deve tirarlo fuori da questa crisi e diventa sempre più dura da controllare. A questo punto è l'agricoltore che deve scegliere cosa fare. Vuole continuare a mordersi la coda e uccidere la terra, e naturalmente anche rischiando se stesso, perché i casi sono ormai, poco da discutere, no? Oppure deve rivitalizzare la terra e fare anche lui un lavoro, diciamo, che lo gratifichi e lo tenga in salute. L'obiettivo che dobbiamo porci è proprio questo. Io, che l'ho scelto 40 anni fa, devo dire che ho trovato anche le soluzioni, perché in giro per il mondo c'è sempre chi ci pensa e fortunatamente trova la soluzione. Le soluzioni dunque ci sono. Se avrete occasione anche di parlare con gli amici, dite: guardate che alla televisione qualcuno ha detto che si può fare a meno del glifosato, e se ci sono purtroppo e ci saranno orfani del glifosato, consolateli e dite che alla fine avranno guadagnato in salute. Buona salute a tutti. Mandi Aquilis dal Friul. Allora voi con una chiacchierata adesso insieme con una maestra che ultimamente è diventata famosa, Liviana Toneguzzo, che è nativa di Morsan al Tiliment, però per se la vino portata qui. È stato un po' su tutti i giornali, ma lì è registrata, è intervistata dalla RAI. E invece come mi sta in Furlan, perché io sono appassionata di chi sta dalla nostra lingua e ha lavorato tantissimo con i frus. La Liviana si sta a Roma con il Presidente della Repubblica. Allora, intanto buonasera, Aquilis dal Friul, giusto? Sì, ecco, benissimo. Aquili Liberis. Aquili Liberis, ecco. Allora, sì, ultimamente, intanto io insegno alla scuola di Vildivar, che è una scuola piccole e meravigliose a Disaressi. Non ho fatto tan ben Furlan perché io sono pugnare, però io ho imparato a vondere bene la vostra lingua, quindi mi scusai se magari invece di fevelà i chiacchieri, che è differente la roba, no?
Allora sì, è partito un progetto con la mia collega, la Paola Coretti, l'anno passato, in quarta si fa sempre una lettera che si scrive alle autorità per insegnare ai frus, come che si scrive al sindaco, al presidente, insomma, alle autorità. E da queste lettere che sono state mandate via, è stata mandata via anche una lettera al Presidente della Repubblica. In genere, ogni anno il Presidente al manda, i miei colleghi avevano già fatto in passato, che robe qui, e in genere al manda una lettera stampata che ringrazia. Tant'è vero che le scominciate anche stanno i frussanditi alla mestre, a un mestri. Ben, ha detto, sei maleducato, che sto Presidente, neanche la lettera non sa mandare. E invece si plattava da vor l'angolo proprio che ne robe bellissime. Non si è invitato proprio al Quirinale. È stato una fiestone perché i frus non potevano incrodi, nu manco con manco. Tan vero che la mia collega credeva che siccome mi hanno telefonato a me, ha detto, Madonna, mi capito in giro. E invece si inlassa al Quirinale. Un'esperienza bellissima. E il Presidente che è stato veramente affettuoso con i frus, perché oltre a essere lì alla sala del Quirinale, insomma, da fevelavi a Duccius, non si è ricevuto per fare le fotografie. E mi accomodo quando non si dite mandi perché è una parola che l'ha sentita anche lui, quindi e l'ha riconosciuto che non furlan si in puc gli scuoli invidati a Roma, quindi mi ha avuto una fortuna grandissima. Quindi, alla ricevuta di che bandi? Sì. E quindi si sta contenti, i frus non potevano impadire mai, insomma. E hai conosciuto qualche frutto che è venuto là, che l'ha letto, è stato veramente un onore per tutti. Ma anche per il Vil di Var, che nelle scuole piccole, mi sono permettuto, visto che ho potuto fare che i 2 secondi con il Presidente, e dite, sai che è un onore per noi, perché le scuole del Friuli non sono mai state esclamate schi. E lui ha detto, penserò, ha detto, è vero questa cosa. Perfino il cerimoniere, che era lì, e che era di un paese di Gradisce, ha detto, finalmente nelle scuole friulane, quindi si sta ben ricevuto. Sì, anche i Granateirs, no? Ti dirai un'altra curiosità, che sin lassù vi ho portato un quadro di Fontanini, che è un bravissimo pittore di Codroiv, che lui al disegno Morars. E tu non ti puoi scrodi che il Presidente, una volta tornasse a casa, hanno mandato un biglietto scritto a mano per ringraziarmi dal quadro e per fare i complimenti all'autore. Quindi che ti dirai scritte sì. a mano, ne ho voluto mezz'ore per interpretarle, però insomma ecco, come un'altra roba vorrei domandarti, sì. Tu a scuola facevi sul Furlan, perché io ho avuto occasione con te di fare teatro, sì. Che sarebbe la roba migliore. Esatto, allora la scuola di Vil di Var è fortunata, perché tu sai che il Furlan, come la religione cattolica, sono materie opzionali, una po' scelse di fare e non fare. Invece a Vil di Var abbiamo trovato una strategia che secondo me è validissima. E vin un professor Fabello di Codroiv, che è alla filologica, quindi no? E alvenga fa educazione motoria in Furlan. Questo vuol dire che tutti i frus a fare in Furlan, Dio non fa nulla di scritto, ma la fevele a val P dice che scrivi, perché lui fa motorie usando gli stadioni, i giochi su qualunque robe fatte in Furlan. E quindi loro ascolti e impari, perché sono tanti frus che non sanno una parola di Furlan, perché giustamente qui che è dal Puest, ma anche qui che magari è dal Puest e i genitori si sono sempre fevelati in italiano. Quindi una bellissima iniziativa che fa sì che appunto tutti i frus possono fare Furlan. E dopo non avevano mandato un'immagine su di un libro, la calmette delle scuole elementari, sì. Quinta elementare, che è di Sonnevot, e che è scritta Regione Friuli Venezia Giulia, il piatto principale è la farina bianca. No, la maestra dopo in banda gli ha messo, come che io darei, il freco, no? Osti. Ma questi libri... Tu mi contavi sempre prima. Sì, ti contavi anche prima. Allora, è vero che noi usciamo, sono dei maestri che scelgono i libri. Purtroppo i libri sono pieni di errori, soprattutto sulle regioni, ma non come sulle regioni, sui conti delle regioni, o sui flums, addirittura anche qualche volta sbagliano le province, dove che quando si scelgono libri, in genere si guarda i primi libri, no? Perché ti danno tutta la serie, tu controlli, no? Tu puoi controllare pagine per pagine, ma man che tu lo dopris, dagli anni tu trovi errori in matematiche, in italiano e soprattutto in geografia.
tanti errori di geografia, quindi capisci benissimo che chi tu nonno ti vedi dite la verità, ecco. Boh, allora come si salutino, io spero che tu mi torni su un'altra volta. Volentieri, su è un piacere per problemi. E noi salutiamo tutti gli aquili liberi che non stanno chialando con un bel mandi. Mandi di cor.